Ed ecco qua, siamo a Milis, a sta Roccadunga, e questo è lo scarabeo, che ha destato un sacco di, come dire, non problemi, ma curiosità, nel senso che qualcuno sostiene che sia una cosa che data nel periodo nuragico, forse anche prima, altri invece sostengono che sia una cosa recente. E allora, cosa dire di questo scarabeo? Mi sposto un po', è orientato secondo l'asse degli equinozi, mentre le antenne che vediamo qua e le zampe posteriori sarebbero orientate verso i solstizi. Poi qualcuno sostiene che ci siano anche delle incisioni, delle scritte. Questo non so come fa. Me lo riporto sono anche le foto mie che si possono vedere meglio. Eccolo qua. Questo è il famoso scarabeo. E siamo vicini al mare.